iniziare, scusandomi per il ritardo, abbiamo atteso invano il direttore della Fondazione Querini, che avrebbe dovuto introdurre il nostro incontro di questa sera. Voi sapete che l'incontro di questa sera è appunto dedicato alla presentazione del libro di Andrea Emo, Il Dio negativo, che raccoglie, secondo un determinato ordine che spiegheranno i curatori, alcuni dei suoi scritti in un periodo che occupa un periodo molto ampio, dal 1925 al 1981, gli anni in cui questo autore, inedito, completamente inedito, è andato raccogliendo in numerosi quaderni il suo pensiero. Questo primo libro è nient'altro, questo diciamo è poi il primo libro, speriamo sia il primo libro degli scritti di Emo. Abbiamo raccolto in questo primo libro alcuni dei suoi scritti teoretici, come suona il sottotitolo Il Dio negativo. Tutti i titoli sono nostri, anche se riprendono ovviamente temi dei curatori, anche se riprendono ovviamente temi e problemi presenti nel pensiero di Emo. Procederemo così questa sera nel presentare questo autore e questo libro. Autore e libro niente affatto semplice, niente affatto facile, sotto nessun punto di vista. Primo, Ernesto Rubin de Servan parlerà un po' della figura di Emo e direi più che della figura del suo stile e del pensiero e non solo. Poi Donà e Gasparotti ci parleranno degli aspetti più ovviamente teoretici del pensiero di Emo e spiegheranno come hanno organizzato questo libro. Vedrete problemi consistenti che hanno incontrato e che hanno dovuto risolvere. Io penso che li abbiano risolti in un modo egregio. Dirò qualcosa io in conclusione e poi abbiamo un graditissimo ospite che purtroppo non abbiamo potuto, il cui nome non abbiamo potuto far figurare nell'invito, e cioè Benedetto Gentile, che ringraziamo molto di essere qui con noi a presentare il libro di questo suo amico. Eccolo Ernesto, se vuoi cominciare tu. Grazie. Io comincio perché sono l'unico di noi quattro che aveva conosciuto personalmente Andrea Emo, ma in realtà quello che avevo da dire sulla persona, quale l'avevo conosciuto, l'ho già detto, l'ho scritto certamente male, con poche parole, ma in quella postfazione o quel ricordo al volume che è stato pubblicato. Allora mi sono chiesto su che cosa avrei potuto parlare, su che cosa avrei potuto dire qualche parola, e lo spunto mi è venuto da un accenno che appare nell'articoletto che Alberto Albasino ha pubblicato nella Repubblica. Albasino ricorda in quell'articoletto un suo articolo di molti anni fa, in cui commentava una rappresentazione che era stata fatta di Vella, della Villa Emo di Vella, una rappresentazione argentina, e per il quale il padrone di casa, Andrea Emo, aveva scritto un breve testo di presentazione. Ora, questo breve testo di presentazione è l'unica cosa che sia mai stata pubblicata, se così si può dire, perché è stata l'unica cosa che è stampata in vita di Emo. Ora, Albasino diceva che questo testo sull'usante era un esempio di grande stile e, col suo modo, scriveva con le maiuscole le iniziali sia di grande che di stile. Io ho riflettuto un momento su che cosa fosse il grande stile di Emo, perché effettivamente è un... Sì. Perché effettivamente è un grande stile, ha perfettamente ragione e è un grande stile soprattutto per certi temi. È grande stile quando la meditazione avviene sulla politica o sulla storia o sulla religione o sulla cultura in generale. Naturalmente questi tre settori sono
storia sono sempre anche molto religiosi, dietro, sto volendo religiosi, causa religiosa. E nei fatti religiosi c'è sempre un motivo storico effettuato. In tutti e due c'è naturalmente spirito sotto la scelta hegeliana, quindi la cultura. Questo grande stile in questi casi è uno stile solenne, è uno stile maestoso, è uno stile veramente grandioso, che avviene, bisogna dire, non per complessità sintattica o per particolari complessità vocabolarie, diciamo, lessicali, ma avviene al modo dei grandi memorialisti francesi, per addizione, per aggiunte di proposizioni all'interno di un periodo. Diciamo che è un grande stile che non è fondato sulla subordinanza, è fondato viceversa sull'aggiungere concetti a concetti all'interno di una stessa frase. Ora tutto questo è certamente bellissimo, ma la cosa singolare è la sua contraddittorietà, che è duplice secondo me. La prima contraddizione è pratica. E questi grandi testi non dovevano essere letti in un Parlamento o pronunciati in piazza, in comizi, e neanche in un'aula universitaria, e neanche in teatro, e comunque in nessun luogo pubblico, perché il libro e i testi sono letteralmente un libro segreto. Sono un libro segreto, il vero libro segreto, non quello del il libro segreto è quello di è un libro che non doveva essere letto in nessun caso. Questa è la prima contraddizione. La seconda contraddizione è più sostanziale, cioè che questa grandiosità della scrittura, della frase, sono sempre per arrivare al negativo, sono sempre per arrivare alla disillusione, allo smascheramento. Diciamo pure che sono sempre tesi a volere, a raggiungere la distruzione. E quando poi parla della distruzione, si parla della distruzione della distruzione. Perché il negativo, come poi diranno gli amici, è la sostanza stessa del pensiero di Hegel. Io la chiamo anche la distruzione, cioè nel senso non soltanto dell'eliminazione del luogo, del rovesciamento del luogo comune, ma proprio del tabula rasa, cioè dell'evidenza, anche quella più complessa, che diventa in realtà un fantasma, e quindi un'illusione che deve essere smascherata proprio nel nome della libertà che Hegel si arrogava come solitario, non doveva rendere conto a nessuno. Io vorrei, credo che la cosa migliore sia di leggervi alcuni esempi di grande stile applicati per esempio alla politica o alla religione. Sceglierei una pagina del 68 sul cristianesimo, sul cattolicesimo, in cui si legge quanto segue. Il cristianesimo è oggi nella fase di catastrofe ecumene, è l'apocalisse di se stesso, vive la propria apocalisse, e come l'apocalisse originaria era l'attesa dell'avvento del regno universale, così ora le chiese rappresentanti del cristianesimo sono tutte intese a preconizzare e a profetare l'avvento del regno nuovo. Il regno dell'uomo sembra essere la unica e sola salvezza del regno universale. Il regno Dei cede tutte le sue armi arrugginite dalla lunga e vana attesa e la sua ascetica, tragica e disperata esperienza al regno dell'uomo. Ma noi, estranei alle chiese e ora forse gli unici e anatemizzati adepti di un misterioso scomunicato cristianesimo, comunicati perché non amiamo la comunità,
autoscomunicati. Sappiamo che l'avvento del regno dell'uomo è la vera e più terribile apocalisse. Vorrei leggere adesso un esempio di stile, cioè ancora di grande stile di Emo, applicato alla letteratura. È un breve testo su Malarmé, trovo esemplare. È sempre lo stesso quaderno. Devo dire a questo proposito che quando Emo medita sull'arte, sulle arti, sulle muse, e quindi diciamo che sia letteratura, che sia musica, che sia pittura, che sia architettura, non indaga mai lo specifico dell'arte, non entra cioè nel proprio linguistico di questa o quell'arte, ma passa sempre immediatamente al di là alle conseguenze ultime, per lui ultime, che l'arte dell'artista dominato possa comportare. Il testo su Malarmé è il seguente. Malarmé è la ricerca del nulla, la visione della unica realtà del nulla e della realtà del nulla, che si appoggia alla creazione, mediante il nulla, delle immagini fantastiche, della suprema e inconquistabile realtà della fantasia. Creatura e creatrice dell'idea del nulla. L'idea del nulla è la coscienza della suprema realtà del presente, che è allora una realtà fantastica. Il grande stile di Emo ha una prima, chiamiamola rottura, inclinazione, quando si applica su oggetti concettuali non assoluti. Allora la scrittura diventa precisa, diventa una scrittura, vuol dire, quasi moderna, nel senso di una scrittura che non conosce la decorazione, che non conosce la magniloquenza. Vorrei leggere a questo proposito due testi, se ho il tempo, sullo specchio, che poi è un tema che mi tocca. Il primo è speculatore, speculazione, nel senso pratico della parola e anche nel suo senso metafisico. Significa etimologicamente semplicemente il guardare. Nelle cose apparentemente semplici, piene e innocenti, scoprire la infernale diabolicità di una spada. E l'altro, se lo ritrovo, non lo trovo perché ho fatto un appunto sbagliato, ma poi adesso il tempo passa. Volevo parlare di altre due inclinazioni e rottura del grande stile. La prima è quando viene a parlare di se stesso. Lì, in questo caso, la prosa diventa un monologo su se stesso, cioè come uno che anziché parlare a alta voce scrivesse, per virgolette, a alta voce. In questi casi la prosa ha degli andamenti drammatici, cupi, detto fra virgolette, shakespeariani. Vorrei leggervi un testo molto bello. Ormai sono vecchio, sono vicino al termine della mia vita, ai confini dell'esistere. Sento il passo del destino che avanza, o meglio che mi segue, con il ritmo solare dei mesi e degli anni. Il destino, cioè il fatto per antonomasia, cioè la morte. Il naufragio è vicino, sarà questa l'ora della disperazione. Ma io penso che il mio destino sia analogo al destino dell'assoluto, perché io che penso e mi dispero sono pur sempre un assoluto, appunto perché penso. L'annichilirsi è il destino dell'assoluto, di cui partecipiamo.
ma l'atto dell'annichilirsi è il sempre nuovo assoluto, è l'infinita diversità di cui partecipiamo. Noi partecipiamo all'eterna attualità del togliersi che è eterno atto. Sono arrivato ai confini della morte senza sapere chi sono, senza sapere qual è il mio nome, senza sapere qual è la diversità intrinseca del mio destino. So soltanto che, contrariamente ad ogni apparenza, io non sono io. Appunto perché io sono l'assoluto identico e diverso da me. Io sono il sacrificarsi dell'assoluto. So che il mio fatale è togliermi o essere tolto, è il togliersi dell'assoluto. E io quindi sono il destino dell'assoluto e che in me si celebra il destino dell'assoluto. Infine, vorrei darvi un esempio di rottura ultima dello stile. E tolgo questo esempio da uno degli ultimi quaderni di Enzo, che sono quelli degli ultimissimi anni, diciamo dal 77 all'81. E sono quaderni per far vedere fino alla... Sono quaderni che non hanno... sono così per pagine e pagine. È un accavallarsi di concetti, di idee, sempre più brevi, sempre più concisi, che non si gonfiano, che non si allargano come era negli anni precedenti, ma che si chiudono immediatamente in se stessi. La prosa diventa sintetica, diventa alle volte laconica, come se ci fosse o una grande fetta oppure il senso della inutilità di continuare e di spiegare ulteriormente. Questa trasformazione, vorrei dare un esempio di questa trasformazione leggendovi poche righe di questo testo, che ho scelto assolutamente a caso. Conoscere è essere negati, essere nella forma della negazione, nella forma e nell'atto dell'autonegazione. L'oggetto della conoscenza è la coscienza del proprio nulla. L'oggetto della conoscenza è il soggetto della conoscenza in quanto creato da proprio negato. La conoscenza è l'attualità dell'infinito negato. La conoscenza è l'atto del più assoluto negato. L'infinito si conosce in quanto si crea con l'assoluto negato. L'atto si conosce come attualità del negato, come attualità creata del negato. Conosciamo la nostra creazione, la creazione che siamo, in quanto essa è l'attualità, cioè l'atto del suo negato. L'atto si afferma, cioè si conosce negato. Anche l'infinito si afferma e si conosce negato. E così via. Ecco, credo che questi pochi esempi, anche per occupare troppo spazio, ho dato forse una vaga idea su quello che è stato l'arco dello stile che non è altro che un primo approccio, una prima dimostrazione della sostanza del suo pensiero, alla quale rimando attraverso gli interventi che mi seguiranno. Che avete sentito poi non sono neppure importanti, cioè non sono tre i brani scelti nel nostro libro. Questa dimostrazione appunto che questo davvero va pensato davvero come una prima pubblicazione di scritti di Enzo, molto, molto tagliata, molto forse eccessivamente selettiva. Bisogna pensare ad altre pubblicazioni nelle quali i materiali, soprattutto i primi che hai citato, no? Quelli più aforistici, diciamo, trovino una loro giusta collocazione. Gli ultimi brani invece, come adesso sentiremo, sono al centro della riflessione di Enzo, i brani soprattutto degli ultimi anni in cui hai tratto questi ultimi pensieri che hai letto. E Costantinemo questo pensiero, no? che al limite la riflessione, l'autoriflessione
giunge al proprio limite, o meglio al proprio assoluto, quando appunto non sa chi è, al proprio fondo non sai chi sei. Ma perché non sai chi sei? Questo non è un vago sentimento di impotenza o di limite del pensare, è che al proprio fondo sai che non sei una cosa, non è perciò non ti sai perché non sei cosa, e quindi la tua ignoranza alla fine è assoluta, proprio in un senso più pregnante del termine, perché è del tutto immagine di una divina ignoranza, perché anche Dio appunto non può sapere ciò che è, poiché non è un quid. Cioè, appunto, ma questi pensieri appunto in Nemo vengono ripresi, come adesso sentiremo, da una tradizione imponente, anche se nascosta, del pensiero europeo occidentale. Sono quintessenza del pensiero augustiniano, come vengono ripresi in una certa tradizione medievale, eccetera. Questo per dire quanto profondamente in Nemo, che non ama evidentemente citare, eccetera, quanto profondamente in Nemo siano rivissuti e ripensati i grandi temi della nostra tradizione filosofica e appunto della nostra riflessione.